Mascherine FP2 a sufficienza per soddisfare il fabbisogno delle strutture sanitarie del Veneto fino al 2022. Il magazzino di Azienda Zero, l'azienda che si occupa della gestione e dell'organizzazione della sanità regionale, è pieno di dispositivi di protezione. A dirlo e ribadirlo il presidente Luca Zaia durante la quotidiana conferenza alla sede della Protezione Civile del Veneto di Marghera. Il piano tiene, perché il piano che abbiamo fatto con l'ingegnere Fattori è un piano che tiene, perché noi siamo fino a 6.000 e poi abbiamo un'altra roba che non diciamo, giusto? Ma fino a 6.000 ci siamo, posti letto, ricoverati, e staremo a vedere, perché questo algoritmo è una roba inquietante, perché il frullatore ci metti dentro, non capisci mai che poltiglia viene fuori. Però insomma, per gente che gestisce malati, la situazione è per noi sotto controllo. Dopodiché capite che siamo tutti appesi all'R con T. Ovvio che noi lo stiamo calcolando, però le formule che utilizziamo sono le nostre formule, adesso cercheremo di capire. Guardate, io spero veramente che si possa riconfermare la nostra area gialla, penso che non abbiamo demeriti per passare in una zona arancione e spero che si valutino fino in fondo da un lato i nostri dati e dall'altro, qualora vi fossero problemi, ci sia il tempo per i nostri tecnici di argomentare, di chiarire alcune posizioni, perché non vorrei mai che si esca magari con delle soluzioni che poi magari uno tira fuori il coniglio dal cappello e dice guardate che la soluzione era questa. In magazzino attualmente abbiamo, se parliamo quindi di magazzino, 3.845.855 calzari, 17 mesi di autonomia. Mascherine FFP2, giacenza 11.615.657, 22 mesi di autonomia. Camici impermeabili, 4.634.374, 18 mesi di autonomia. Cuffie, 9.301.910, 12 mesi di autonomia. E mascherine chirurgiche, 14.819.458, 4 mesi di autonomia. Mascherine FFP3, 1.733.233, 26 mesi di autonomia. Occhiali DP 640.099, 12 mesi di autonomia. Tute protettive 1.261.552, 30 mesi di autonomia. Visiere protettive 1.016.202, 14 mesi di autonomia. Mascherine chirurgiche e FFP2 insieme complessivamente 6 mesi di autonomia. Ecco, questi sono alcuni dati. Guanti abbiamo 6.753.900, 2 mesi di autonomia. Questo perché siamo a supporto di altri contratti che le aziende hanno già. Però Azienda Zero procede in continuo con la programmazione e quindi sono già tutte gare già avviate. Quanto ai ristori, Zaia confida in una disposizione del governo.